che ci sia un mondo di pace a livello delle persone singole, delle famiglie, delle comunità che siano religiose e anche civili, e quindi potete dare una grande testimonianza. Penso che la festa di buon... Cereale molto nutriente che cresce nelle Ande del Perù. In questo momento perfino la NASA sta investigando per dare da mangiare questo alimento agli astronauti per il livello nutritivo che ha. Linda festa dei popoli 2014. Un beijo para vocês. Viva o Mundial, che vinca il migliore. Grazie. Maglietta, che cos'è e cosa rappresenta? Questa roba dal nostro paese, Nigeria, no? Dove loro hanno rapinato 300 bambini e questo è il simbolo di rilasciare loro liberi. La richiesta per la liberazione della ragazza? La ragazza per noi, perché io sono la mamma e quando penso mi tocca il cuore. E noi tutti i giorni preghiamo questa cosa finire bene, perché non si sa come deve finire. Don Giuseppe Mirandola, Festa dei Popoli è arrivata alla 23esima edizione. Sì, 23esima edizione vuol dire che la Festa dei Popoli ha una sua storia, ha un suo percorso, però ogni anno la Festa dei Popoli ha un suo slogan e riflette anche le situazioni che si vive in quel momento per quanto riguarda il mondo dell'immigrazione, dell'integrazione e della solidarietà. Qual è lo slogan di quest'anno? Lo slogan di quest'anno è Adesso insieme verso un mondo migliore. Abbiamo preso parte dello slogan usato dal Papa per la giornata mondiale del migrante verso un mondo migliore. Ci abbiamo aggiunto Adesso insieme per sottolineare che si tratta di lavorare con decisione, con risolutezza verso un impegno condiviso, ma da adesso senza aspettare altri momenti, perché urge lavorare per un cammino di integrazione. Personally, I rock your body. I promise you go home, you won't let that do. I give it to you like you never had it. Don't need touch it, let's make it cherry. I'm waiting with it, like a boom boom. I'm waiting to see Saga. She know one bit, she talks so she know one. I know go lie, the things within my mind. When I see you dancing, then you got me. Non abbiamo 5 minuti, ci fate un saluto in ghanese? Gana fo nyina ya chiamu nyina o.
Siete nigeriane? Sì, siamo nigeriane. Come vi chiamate? Cristiana, Anna, Chelsea, Ada, Anastasia. Buona giornata. Da quanti anni siete in Italia? io sono nata qui. Anch'io. Anch'io. Io no, cioè sono qua da 4 anni e mezzo. E qui alla Festa dei Popoli come funziona? Come vi trovate? Cosa state facendo? Cioè, tipo, noi dobbiamo ballare, dobbiamo rappresentare il nostro... Dobbiamo ballare un ballo tradizionale della Nigeria. E anche un hip hop. Anche lei dal Niger? San Giacomo, Africa Community. Verona. Questo. Ha un abito bellissimo e molto elegante. Grazie mille. Grazie Roberto. Grazie. Questo è? Quello è polpette. Di dove venite? Di dove siete? Santo Domingo. Come ti chiami e quanti anni hai? Anni ne ho un bel po', 39. Mi chiamo Ratna, Sei Indiana, da Calcutta. Perché faceva troppo caldo, però i nostri abiti sono ucraini, che potete vedere altre donne che rappresentano provenienza ognuna di noi. Questa è una nostra bambina ucraina e noi vogliamo dire Slava Ucraini, gloria Ucraini. Come sta andando e perché siete qui? Per dare una occhiata, per uscire fuori con i bambini. I bambini sentono a scuola festa del popolo e festa del popolo. Mamma dai andiamo a vedere. Però ho dato sbagliato che è troppo caldo fuori. I Ghana sono Giusy. Sei nata in Italia o? Sono nata in Italia, a Negrar. Comunità del Ghana qui a Verona, quanti siete e quanto è grande? Beh, siamo in numerosi e noi, come siamo sempre, siamo tutti fratelli, tutti uniti. Vi trovate, fate festa tra di voi, vedo che avete dei vestiti bellissimi. Sì, fa parte della nostra cultura e è normale. Festa dei Popoli. Sì. Come mai qui? Cosa rappresenta? Cosa avete visto? Cosa avete mangiato finora? Allora, abbiamo pensato di venire alla Festa dei Popoli perché è giusto che ci sia l'idea di integrazione ormai di incontro in questo periodo, è giusto cominciare a aprire un attimino anche le proprie menti oltre che... E poi siamo partiti dal Brasile e adesso facciamo tutto il giro. Tutto il giro del mondo? Sì, lo facciamo tutto quanto. Sotto questo sole che ci ucciderà oggi, però insomma... È un po' caldino, sì. Ne vale la pena. Bene. Buon divertimento, grazie. Grazie. Siete alla Festa dei Popoli, come sta andando? Vi divertite? Bene, noi siamo venuti ma noi siamo da diverso tempo, veniamo. affezionados da diversi anni, momento, insomma, tranne sì. l'anno scorso. Che non è l'anno stata scorso. fatta, sì. Quindi quest'anno anche troppo, a dire la verità, di caldo. Comunque meglio il caldo che Sì, il freddo e il esatto. vento dell'anno scorso e la pioggia. Festa dei Popoli come luogo d'incontro, come sta andando? Vi siete divertite? Sì, molte culture, ci ambientiamo, capiamo le culture altrui, molto bello. Come luogo d'incontro con altre culture, cosa ne pensate? È una bella occasione per conoscere anche il lato bello, sicuramente colorato delle altre culture, e tante volte se no rischiamo di conoscere solo i lati negativi e basta.
linda festa dei Popoli 2014. Um beijo para vocês. Viva o Mundial, que vinca em milhões.